tutti quelli che hanno fatto Palio lo mantengono nella loro memoria in modo indelebile. Ci sono giovani che continuano ad amare il teatro e che rimpiangono la loro esperienza fatta sul palcoscenico del Palamostre. Era rimasta questa voglia di stare insieme sul palco, e quindi con una parte di coloro che avevano partecipato insomma al Palio negli anni abbiamo creato la compagnia FDN. È balenata quest'idea insomma di creare un gruppo di ex paliensi, quindi trasversale alle varie scuole. Quindi c'è sempre questo spirito di condivisione dell'esperienza che direi è una delle caratteristiche del Palio teatrale studentesco. Era un evento atteso e collettivo, insomma, non era solo del proprio gruppo. Questo è un po' il Palio, è un mese in cui tu vai a teatro e puoi vedere storie, puoi vedere personaggi, e questa è la cosa più importante che mi è rimasta del Palio. Il fatto di stare in quelle poltroncine e avere la possibilità di osservare altre persone. Ci si dava appuntamento, io ho lo spettacolo questo giorno con la mia scuola, allora ci si andava a vedere a vicenda. Ci si incontrava tutti lì al Palamostre e con questa cosa di attesa di vedere che cosa avevano prodotto, diciamo, gli altri gruppi. La cosa bella era anche questa, appunto, che la condivisione non è che era chiusa al gruppo, tutti eravamo fan di tutti. La condivisione crea poi amicizia e empatia. È stata una condivisione totale. Si creano delle relazioni e queste relazioni però sono come mediate dal mezzo espressivo che è il teatro, e tu hai modo proprio attraverso il lavoro che fai in gruppo di renderti conto come tu entri in un gruppo, come ti muovi nel gruppo, come sono le relazioni, come i tuoi messaggi incontrano l'altro o non lo incontrano. Io ricordo che il gruppo a un certo punto si muoveva sempre allo stesso ritmo. Qualsiasi cosa noi facessimo, la facevamo sempre allo stesso ritmo, ed è diventato effettivamente un'unica entità che si muoveva sempre con questo ritmo. L'idea forse di questo blob che avanza e ingurgita qualsiasi cosa. Per me appunto è diventato il laboratorio uno spazio che ad oggi definirei perfino terapeutico, come se riuscisse ad acquisire tutte le connotazioni del reale, però in uno spazio che appunto diventa simbolico, e quindi ti consente di fare le cose senza aver paura, diciamo, di sbagliare, e mettendo in campo tutto quello che è il tuo potenziale. Se la vedi da questo punto di vista è un'esperienza terapeutica, perché permette a una persona di esprimere qualcosa di importante di sé in un contesto di accettazione, non giudizio, e con un gruppo che ti sostiene. È il massimo. Ecco che per me la compagnia, cioè il fatto di far parte di una compagnia, in qualche modo mi ha anche salvato come adolescente, perché ti senti meno solo. Perché comunque al pomeriggio ci sono 20 persone che stanno leggendo Terrore e miseria del Terzo Reich di Brecht e stanno cercando di metterlo in scena come possono, però mettendocela tutta. Era molto spontaneo anche il ritrovarsi al di fuori dei momenti, per esempio, di prove. Cioè eravamo fissi sempre tutti quanti insieme, era diventata una piccola famiglia. Alla fine si crea un gruppo che vive anche fuori dalla scuola, anzi vive molto di più fuori dalla scuola. Penso che quella con i miei amici di teatro sia un'amicizia vera e mi fa piacere anche dire questo. Sì. Il tipo di vicinanza e di relazione che si è creata col gruppo per me è stata una cosa impagabile, voglio dire, che ho fatto difficoltà a trovare in altri contesti nell'arco della mia vita, insomma, ecco. C'è una qualità di relazione che tu riesci a creare, e poi non accetti più le altre relazioni, cioè non ti bastano più, ti sembrano fiappe. Ho incontrato veramente delle persone che poi non ho più perso e che mi hanno aiutata un po' a conoscermi, a crescere, a evolvere. Ti leghi su uno scopo, ti leghi su un periodo anche lungo di tempo, e in più c'è la forza di fare un'esperienza teatrale, cioè di entrare per la prima volta, salire su un palcoscenico ed essere alla mercé di tutti. Quindi legandosi le due cose, il percorso di gruppo, la potenza del teatro in sé, viene fuori qualcosa che uno non può dimenticare. Ma è qualcosa di piccolo che entra nel cuore delle persone, un po' come l'amore, non è una roba eclatante, però chi abbandona l'amore, no? Il teatro suscita emozioni allo stesso livello di intensità.